Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Venezia Mestre. E intanto la CISL del Veneto si mobilita per i tagli che sono stati effettuati ai servizi socio-assistenziali nel bilancio regionale 2011. La CISL è già mobilitata da tempo, segnaliamo alla Regione che non siamo contenti soprattutto per la mancanza di programmazione, per la mancanza di lotta agli sprechi e per la mancanza di un tavolo permanente di concertazione col sindacato. Noi abbiamo chiaro che le risorse scarseggiano, quello che chiediamo è di ripensare a una definizione di un sistema sanitario e sociosanitario che tenga conto di minori risorse, che cerchi alleanze sul territorio che non snaturino la funzione del servizio pubblico e che tenga conto dei nostri suggerimenti valorizzando il lavoro e essendo più vicino alle persone in Veneto. Nei prossimi giorni dunque la CISL del Veneto sarà nei mercati e nelle piazze con presidi e volantinaggi per informare i cittadini sui tagli apportati in sede di previsione di bilancio 2011 alle risorse destinate ai servizi socio-assistenziali, soprattutto quelli che riguardano i disabili e gli anziani non autosufficienti. Il taglio più consistente, circa 28 milioni di euro, riguarda i servizi domiciliari, ma ci sono anche 19 milioni in meno per i centri diurni per disabili. Questo significa che le famiglie dovranno pagarsi i costi per la frequenza o rinunciarvi.